Allora, eccoci qua, puntualissimi, come sempre. Diamo inizio a quel che è una nuova live. Allora, Marta, il mio telefonino, me lo dai un po'? Eccoci qua. Allora, munitevi di carta e penna, così vi segnate il mio numero per parlare con me in diretta man mano che andremo a fare avanti con la live. Ogni giorno in mia compagnia dalle ore 16 all'incirca, più o meno, fino alle ore 17 all'incirca. Siamo in diretta anche su YouTube, quindi un abbraccio va anche per tutti voi che mi seguite da YouTube. Va bene? Allora, 345 630 81 72 per parlare col maestro Cleo. Ripeto, 345 630 81 72. Un ringraziamento speciale va per tutti quelli che mettono i cuoricini, per tutti quelli che condividono questa mia live. Se vi fa piacere, condividetela con i vostri amici, perché è importante per dare un aiuto a chi ne ha bisogno. Vediamo, 345 630 81 72 per parlare con il sottoscritto. Andiamo a rispondere alla prima telefonata. Pronto? Ciao, pronto maestro Cleo. Allora, innanzitutto mi chiamo Simona. Da dove stai chiamando? Dalla Calabria. Dalla Calabria, dimmi Simona. Allora, volevo sapere se trovo casa, sia in affitto o vendita, perché la sto cercando da un po'. Ok, vediamo allora. Mi dici quanti anni tieni, che segno sei? 22 Scorpione. Vediamo se trovi casa. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ok. Stop. Ok. Un attimo solo. Sì, troverai casa, ma devi ancora aspettare. Ok. Entro e non oltre il mese di settembre. Ah, ok, perfetto. Speriamo. Garantito. Grazie. Grazie ciao, mille. stammi bene. Ciao. Eccoci qua. Linee libere per parlare col maestro Cleo. 345 630 81 72. Pronto? Pronto, buongiorno. Salve. Mi chiamo Antonietta, vorrei sapere se una questione, diciamo, con una persona. Ma parli a livello sentimentale? Sì. Allora, la domanda precisa qual è? Vuoi sapere se torna da te questa persona? Il nostro rapporto è un po' complicato.
sposato, volevo sapere lui, diciamo, che intenzioni ha con me. Ma Oppure devo... fammi capire, ma è una storia extraconiugale? Cioè lui è sposato, io sono sposata. E questo volevo capire, se no non possiamo... Ok. Allora, quanti anni c'hai? Che segno sei? Io sono del 64, Scorpione. E lui? E lui so soltanto che è dell'Ariete, però non so quanto anni ha. Allora, fa una cosa, pensi a 1 lui, aprile, pensi a lui ok? e fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ok. Stop. Ok. Un attimo solo. Sì. Allora. Allora, c'è qualcuno, io ti faccio capire le carte cosa mi dicono. C'è qualcuno, qualcuna che non si fa i fatti propri e sta facendo il possibile di crearvi scombini, Sì. mettendo a cattiva luce questa vostra unione. Capito? E lui Così vorrei capire, forse mica è sua moglie. la moglie è quella che l'ha saputo, ma ci sta qualcuno che non si fa i fatti suoi, che l'ha detto alla moglie, cioè ha messo al corrente la propria moglie. Ho capito. Ora lui per deve vivere, per non fare casini con la moglie, per non combinare scombini, si è messo un pochettino da parte per far calmare un po' la situazione. Ho capito. Sono stato chiaro? Sì, sì, no, volevo sapere solo un'altra cosa, gentilmente, se potete. Non mi sapete dire più o meno con lui come finirà? Come finirà? Per il momento sta persona non la vedrai per un bel pezzo, dopodiché cercherà di ricontattarti per una volta che si è calmata la situazione a casa sua, cercherà di riprendere il rapporto. Ok, va bene, grazie moltissimo, gentile. Arrivederci, arrivederci. Ciao, grazie, ciao. 345 630 81 72 per parlare col maestro Cleo. Vi ricordo che ricevo anche da vicino in provincia di Caserta e mi reco anche a domicilio. Pronto? Buon pomeriggio, maestro. Buon pomeriggio, signora. Guardi, io volevo un attimino capire, siccome è una situazione un po' particolare con mio marito, noi viviamo al nord e diciamo, io non mi trovo bene qui e vorrei ritornare al mio paese. Siccome l'ho proposto a lui e lui è un po' titubante, volevo capire un attimino come andrà a finire, diciamo, se lui ha intenzione di trasferirsi o meno. Allora, gentilmente quanti anni hai, che segno sei e lui quanti anni ha, che segno è? Allora, io 31 cancro, lui 36 scorpione. Quindi adesso voi vi trovate al nord, giusto? Sì. Fermami quando vuoi. Stop. Ok.
Allora, le carte mi dicono che lui ti vorrebbe anche accontentare, però non subito, no adesso, perché comunque lui ha la sua stabilità lì. Andando via da dove state vuol dire iniziare tutto da capo. Sì. E col vento che tira, immagino se tutto questo è possibile. Il problema principale, diciamo, per lui è il lavoro. C'è fame in giro, gioia mia. C'è fame in giro. Facciamo valere quello che uno ha, non i sentimenti della propria patria, perché la propria patria non fa niente per tenerti in patria. Capito? Però la speranza ci sta. Lui un giorno ti vorrebbe pure accontentare, ma però vorrebbe venire con piedi giusti. Ma lui, maestro, nei miei confronti, diciamo, è sincero al 100%, perché siccome stiamo avendo un pochino di screzi per quanto riguarda la sua famiglia, quindi non so se lui, diciamo, mi dice le cose per accontentarmi o se realmente è quello che lui pensa. No, io lo vedo una persona sincera nei tuoi riguardi. Non vedo una persona, te l'avrei già detto io. Ok. Va benissimo. Va bene? La ringrazio, gentilissimo. Buona serata. Buonasera. Salutiamo anche l'amico Francesco Magro che dice sempre presente per la sua diretta. Un abbraccio maestro. Grazie Francesco Magro che mi segue da YouTube. Pronto? Pronto maestro, buonasera. Buonasera a lei. Senta, volevo farle una domanda maestro. Prego. Niente, io sono 4-5 giorni che non mi sento molto bene, francamente. Ho dei dolori alla schiena, alla spalla. Insomma, sto provando a prendere un po' di tutto, ma non... Ma sei stata dal medico, scusa? Diciamo che ho fissato l'appuntamento e si deve andare perché voglio fare una visita speciale. Devi fare un po' tutti i controlli, devi andare dal medico. No, certo, quello sicuro. Però volevo vedere se ci fosse qualche miglioramento, proprio per il fatto che mi devo spostare e anche andare appunto da Vediamo, però non prendere in serie considerazione quello che io ti dico, perché assente che non sono un medico. Lo so maestro, che è giusto un consiglio. Sì, allora vediamo, da dove chiami tu? Io chiamo dalla provincia di Nuoro. Ah, ok. Allora, gentilmente, che segno sei? Quanti anni tieni? Della Vergine ho 71 anni. Vediamo. Fermami quando vuoi. Va bene. Si fermi pure, Ok, vediamo subito cosa dicono le carte. Niente di grave, qualche piccolo problema da curare, diciamo. La prima cosa da curare è la vecchiaia. Grazie, non so neanche come curarla. No, io glielo dico perché siccome mi sto avviando pure io verso la vecchiaia e anch'io ogni giorno avverto qualche affaticamento in più, dico eccola qua che comincia a arrivare. Ho capito, allora siamo in due. Vabbè, io la ringrazio molto, maestro. Buona serata. Buonasera anche a lei. Ciao. Allora, vediamo, linee libere. 345 630 81 72 per parlare col maestro Cleo qui presente. Vi ricordo che per coloro che vogliono un consulto riservatamente, privatamente, parlando con me a potete tranquillamente fissare i vostri appuntamenti nel privato. In privato però è a pagamento, il costo è di 30 euro.
Pronto? Buonasera, maestro Cleo. Buonasera, devi abbassare il volume del telefonino, se no non Sì, possiamo. l'ho abbassato. Ecco. Nulla, chiamo tramite mamma che vuole sapere più o meno i suoi figli, qualcosa dei suoi figli. Ma quante ne figli siete voi? Due. E cosa vuoi sapere? Una domanda, eh? Una domanda. No, cosa vuoi sapere? Quando diventerà nonna? Se diventerà nonna. Se diventerà nonna. Sì, se diventerà nonna, ovviamente. Vediamo un po', dai. Quando è nata Sì. mamma? 28-3-72. Fermami quando vuoi. Sì. Ferma. Ok. Abbassi il volume. Sta già spazzemma. Sì, l'ho abbassato. Ti devo tagliare le mani a te. Avrà la felicità, mi esce la carta della felicità con la carta dell'angelo, quindi sta a indicare che avrà questa gioia di diventare nonna, tranquilla. Ok, perché lei si preoccupava. No, ti preoccupare, Ogni nipotino che vede dice che vuole diventare nonna. è ancora giovane mamma per diventare nonna. Giovane, sì. Come fa? Ok, grazie mille. Ciao bella, ciao. Ci sono donne che non riescono a fare i figli, non riescono a diventare mamma, si preoccupano di diventare nonna. Mannaggia capatua. Va bene, linee libere 345 630 81 72 per parlare col maestro Cleo. Vediamo quanti di voi riescono a prendere la linea. Allora, io stavo controllando se la live si vede in perfetta forma. Ottimo, perfetto, ok, abbiamo controllato la live, se si vedeva bene, si vede una meraviglia, ok? Allora 345 630 81 72. Sì, Francesco, carissimo Francesco, tu devi capire che il mondo perciò è bello, è vario. Si dice a Napoli, ogni capo è un tribunale, ogni testa è un tribunale e ogni tribunale porta avanti la sua tesa, la sua ragione. Come fai a dire hai torto? Pronto? Ciao, buongiorno. Buongiorno. Sono Sara, ci siamo già sentiti una volta io e te. È piacere, benvenuta di nuovo in casa mia. Grazie. Allora io vorrei sapere se è possibile, io ho 26 anni e sono del segno dello Scorpione. Sì. Vorrei sapere Michele che ne ha 26 e facciamo una cosa, futuro amoroso in generale, diciamo così. No. È possibile? No, diretta? Il generale a questo lo sta riposando. Okay. Michele, allora 17-11 del 94, vorrei sapere che intenzioni ha, cosa succederà nei prossimi mesi. Ok. Quanti anni c'hai tu, che segno sei? 26 Scorpione e lui 27 Scorpione. Fermami quando vuoi. Ferma, basta.
Vedo in lui desiderio di un sollievo, ciò vuol dire che nei prossimi mesi le cose andranno a migliorare tra te e lui. Quindi lui fa alti e bassi, è un po' incerto diciamo su tutte le cose che sono successe, però il desiderio ce l'ha di ristabilire un po' il percorso. Quindi suppongo che nei prossimi mesi ci può essere la stabilità, ritornerà la stabilità. Quindi ha sentimenti e roba del genere, giusto? Ho capito bene? Sì. Se ha desiderio. Sì. Desiderio e sentimento, è chiaro, no? Perfetto, Va bene. grazie. Ciao bella. Grazie mille, ciao. Allora fate tap 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 qui sulla mia fronte, mi avvicino. Facciamo, voglio vedere tanti cuoricini, forza. Pronto? Devi abbassare il volume del telefonino. Sì, abbassa il volume. Grazie. Prego. Mi dica. Allora, posso sapere qualcosa su mio figlio e la fidanzata? Su suo figlio con la fidanzata. Sì, Qual se è ci sarà la... futuro, perché a ottobre fanno 5 anni, però lei è un po', la vedo un po' aggressiva, dico la verità. Adesso sono andata a fare anche la convivenza, voglio sapere se vedete un futuro. Vediamo. Quanti anni Sì, c'ha mio tu? figlio è nato il 24/3/2000 Sì. e lei il 5 ottobre del 2000. Vediamo subito. Sì. Fermami quando vuoi. Va bene così. Ok. Stop. Sì, sì, va bene. Un attimo solo. Sì. No, io vedo... allora, il futuro tra di loro io lo vedo, perché comunque ci sono piccole difficoltà così, ma niente di che, niente di serio, niente di che. Il discorso dell'aggressività, cara mia, sai chi è? È che femmine oggi non sono più scemo come quelle prima. Sì, tutto quello che dicete qui, però siccome mio figlio mi sta faticando a fare occupata, no? Essendo ogni 15 giorni, comunque si sta portando a poi a venire, che mai non è motivo per il femmine che stai che là. Cioè, si sta a fare un sacrificio figlio, ma comunque lo fa per tutti e due, perché non lavora, sta a casa. Sicuramente, però il discorso, signor, allora voi toglietevi di mezzo. No, io non parlo proprio. Perché il discorso di gelosia, il discorso di... Allora, l'ho detto poc'anzi, ogni capo è in un tribunale. Un discorso che magari vuole trovare più vicino a esso, o magari è geloso che sta sempre occupato, o magari, cioè, qua ogni capo, no? Mamma mia, è un tribunale. Ma comunque da venire a capire per loro. Sì, ma... Anni io mi vedi delle mogli sposate, non è settimana fa per fondare un matrimonio, non è che i soldi scendono così la mamma. Ma oggi con che tempo che corrono, io personalmente, se si sposare una figlia, non la sposassi. Facesse fare convivenza, sì. Sì, loro già fanno convivenza. Perché qua si sposano, soldi per matrimonio, soldi per questo, soldi per oppiglie, si mettono le legna nei corni, uno con l'altro, arrivederci e grazie, e poi si spattano.
Che senso ha sposarsi? Che senso ha? Signor, ma noi, signor, ma noi di prima, no? Chi le navode erano diversi figli prima. Sì, che c'è. Perché prima non c'era Facebook, non c'era WhatsApp, non c'era Instagram, non c'era TikTok. Ma prima per trovare un compare ci levava la mano il nostro Signore. Mo, basta che fanno una poca coppa su Facebook o trovano da 10 secondi. Senti, tu devi chiedere un'altra cosa, se è possibile. Dimmi. Siccome c'è l'intervento il 23 di marzo, no? Il 25 tempo controllo a dormire, potete prendere tutto a posto, ma operate 3 anni a disco. Ho capito. Non faccio un po' di farci dormire, però voglio vedere come va. Vediamo, vediamo i carte che ci dicono, per carità. Fermatemi quando volete. Sì. Io ti carta la pensione, perché penso già la verità. Vediamo. Sì. Fermatemi quando volete. Sì, basta così. Ok. Vediamo. Questa seconda volta che muovere, capi? Mhm. Allora, controllo se andrà bene o male. No, andrà bene, signor. Ma ci perché la pensione maranno? Signor, ma voi pensate che come facete la domanda subito faranno? No, dico, va tutto a posto, dico, quando va che tutte cose. Andrà tutto bene, ma non è che appena facete la domanda faranno la pensione. Che stanno la gente che standina fuori, ma sta franchi Mariuolo, loro stanno pigliando la pensione, 10.000 euro al mese. Sono franchi marioncello, signore. Grazie a te, gentilissimo, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Allora, vediamo un po'. Chi desidera parlarmi in privato riservatamente può prendere un appuntamento dopo la live. Sappiate che io ricevo in provincia di Caserta, da vicino, e per chi vuole un consulto riservato possono farlo. Pronto? Maestro, buongiorno. Buongiorno. Maestro, senta, volevo fare una domanda. Sì. Dato che io, diciamo, un amico mio, diciamo, mi deve fare un piacere presso una banca, volevo sapere se va bene o no. Allora, mi dite quanti anni avete, che segno siete? 49 bilancia. 49 bilancia. Mentre l'amico vostro? Decisamente non lo so, Vabbè, facciamo così, a pensate a isso e vediamo poco che ci rinecca. Fermatemi quando volete. Stop. Ok. Vediamo che intenzione ha. Sì, vi darà questo aiuto. Garantito, non vi preoccupate. Grazie, maestro. Prego. Grazie, un bacione, maestro. Buona serata, buona serata. Allora. 345 630 81 72 per chi vuole parlare con il sottoscritto. Fate tap, voglio vedere tanti cuoricini per far sì di mettere il mi piace ed aumentare questa nostra comunità, io chiamo comunità qui su TikTok. Vi voglio sempre ricordare, io poi ogni tanto non lo
lo dimentico di dire, però lo voglio ricordare ancora una volta, che ogni sera alle ore 22 ci sarà la preghiera di gruppo dove io faccio parte della mia associazione, quindi tutti voi che avete bisogno di un aiuto spirituale attraverso la preghiera potete scrivere nei commenti di questo video quando io vado a pubblicarlo quest'oggi, va bene? Questa sera. Pronto? Maestro, buonasera, chiamo da Bari. Buonasera. Maestro, le volevo chiedere, io l'ho chiamata a gennaio, sempre per questa domanda su mia figlia. Sì. Lei mi aveva dato una risposta molto positiva, però non mi aveva saputo dire la tempistica. Io oggi, diciamo, ad aprile, siccome la situazione non è cambiata, le ripongo questa domanda. Qual era la domanda? Allora, mia figlia ha 23 anni ed è l'Ariete, Sì. lavora in un'azienda, però non ha un contratto stabile, sempre a chiamata. Le voglio sapere se mia figlia avrà questo contratto a tempo indeterminato da questa azienda o deve mettere un punto e voltare pagina. Ma sta lavorando in questa azienda, signora? Sì, ma a chiamata, a settimana. Ma lavorano tutti così adesso, tutti così. Vediamo. Che sono 4 anni. Vediamo, ma Abbiamo lavorano. promesso l'indeterminato e non arriva mai, capito? Lavorano tutti così, non è solo dove lavora sua figlia. Tutte le aziende lavorano così, grazie a Matteo Renzi che mise sta legge. È vero. Capuzza passa non vai nire. Vediamo. Quanti anni c'ha sua figlia? 23 anni a Liete. Vediamo. Mi fermi. Ok, stop. Perfetto. E andiamo a verificare. Allora, il lavoro sua figlia non lo perderà perché mi esce la carta del lavoro che sta qua, è denaro, ciò vuol dire che sta qua. Sì. Quindi rimarrà a lavorare lì, non con un contratto fisso perché adesso non mi esce, o meglio. Se non lo fanno con gli altri, non vede il motivo perché lo devono fare con sua figlia. No, è quello il problema, maestro, è che a chi vogliono loro, i Sì. contratti escono. Eredità sta a indicare che un giorno può accadere che gli fanno il contratto anche a lei. Ma noi questo non possiamo saperlo quando. Perché lavorano in un modo, a modo loro, e non c'ha questa sicurezza. Avete capito? Quindi lei non vede un cambiamento? No, però sua figlia il lavoro non lo perderà. Se lo tenga caro. Perché poi è un'azienda buona dove le danno tutti i diritti. Appunto, se lo tenga caro, signore, che qua stanno gente che veramente non hanno che da mangiare. È vero. Ok? Va bene, maestro, le voglio dire che la stimo, che è una bella persona e soprattutto è professionale. Grazie signora, molto gentile. Grazie. Buon pomeriggio. Grazie, buonasera. Buon pomeriggio, ciao. Allora,
chi desidera una consulenza con me può tranquillamente chiamarmi. Chi invece è amante di cose strane, amante delle baggianate, allora andate a consultarvi con chi vi fa mettere i commenti, a chi vi dice tante cose belle. Qua leggiamo le carte invece, leggiamo le carte non per prendere i follower a me non me ne fregano, se mettete il seguo ben accettati, se non lo mettete per me è la stessa cosa. Questa è una live che ogni giorno sto qui, dedico un'oretta della mia vita a ognuno di voi qui su TikTok. Quindi chi ama la serietà e la professionalità può tranquillamente chiamarmi. Se invece amate dove dovete scrivere i commenti, le tante stronzate che vi dicono, e allora col dito, paf, girate, andate oltre, che a quest'ora ce ne sono tantissimi con le carte in mano. Mamma mia, a quest'ora ce ne stanno talmente tanti che c'è l'imbarazzo della scelta. Pronto? Maestro Cleo? Sì, abbassi il volume del telefonino, grazie. Sì, l'ho abbassato. Mi dica. Allora, chiamo per Rosaria 1471 Sì. Ariete Sì, e ho per il marito Leone 1569. sì. Vuole sapere come va questa coppia. Ma da quanti anni sono, Si amano, se lui la ama, se ci viene a lei. da quanti anni sono sposati? 23 anni. Mi fermi quando vuole. Ferma. Ok. Amica mia, c'è solo stanchezza e niente altro. La stanchezza. Cioè, fa da parte sua. No, non butta la colpa uno su. Ah, entrambi, ok. Perché qua, quando passano una coppia di 20 anni di matrimonio, e uno non fa niente, e l'altro non fa niente. In che senso? I sentimenti fanno parte della passionalità. Se ogni tanto, invece di cucinare la pasta e fagiolo sempre in un solo modo, e la vai a cambiare come ricetta, la fai diversamente, a parte che è più saporita, ma stimoli un po' l'appetito, se no io come uomo mangio al ristorante, capisci a me? Sì. È chiaro? Ah. Qua non è che dici ma scusate, chi stai o ciuccio mio e sto a posto. No, no, no. Se tu non stimoli l'appetito, o ciuccio sta dorme. Ah, ecco. Ma lui la ama, la vuole bene. Lui la ama, la vuole bene, ci tiene perfettamente alla famiglia, ma se stanno a dormire tutti e due. Non sciosciano più. Hai capito, mo? Ho capito. E hanno trovato modo per sciusciare, así no si addorma la creatura. Ho capito. Un po' di sentimento, di armonia. Ogni tanto a mangiare una pizza, ogni tanto in albergo, ogni te cose come fanno giù, nel caso si addorma. Va bene, la ringrazio. Buonasera. Buona serata. Amici miei, io do consigli a modo mio perché non ho una maschera, io sono me stesso.
dico le cose come stanno. È la cosa più bella che esiste. Dire le cose che vedi. Pronto? Sì? Sì, buonasera. Buonasera a lei. Sì, senta, io già ho telefonato altre volte. Benvenuto. Sì, volevo sapere, com'è che l'economia è stupida? Pronto? Sì, ti sento. Sì, adesso sì. Sì, stavo dicendo, volevo sapere sul lavoro. Sì? Sì, perché allora c'è il principale che dice che vorrebbe lasciare perché è stanco, perché ha tanti problemi. Volevo sapere che fine si fa. Vuoi sapere se ce la fa a mantenersi? Come va a finire l'azienda, sì. Allora, gentilmente, quanti anni tieni, che segno sei? Bilancia 56 anni. Fermami quando vuoi. Top? Ok. Non c'è più sicurezza in niente. No. Mamma mia. Allora, fortuna. No, si riprenderà da questo brutto periodo. Migliorerà l'azienda e quindi andrà avanti. Per il momento non vedo alcun rischio. Ma io rimango nell'azienda. Tu rimani ancora nell'azienda a curare ciò che fai. Garantito. Garantito. Posso fare una domanda pure su mia moglie che Sì. Che è sempre per il lavoro perché per un periodo l'hanno chiamata a fare supplenze, adesso è ferma. Vuoi sapere se riprende? Se la richiamano, sì. Quanti anni c'ha la signora? Che segno 55 gemelli. 55 fermami quando vuoi, grazie. Stop. Ok. Anche lei andrà a migliorare. Presto si ristabilizzerà anche lei. Perciò la riposta di chiamare? Sì, garantito. Nel corso di questo mese qua. Nel corso di questo mese qua. Sì. Magari. Perché lei è un po' depressa, insomma. Non ti preoccupare, piano piano tutto si aggiusta. Perfetto, grazie. Buona serata. Buona Pasqua pure. Grazie. Sì. A proposito della Pasqua, poi faremo una bella live, almeno solo per i saluti, per gli auguri della Santissima Pasqua. A proposito di questo, io volevo fare, pronto un attimo, volevo fare le mie più sentite condoglianze alla famiglia Sacco, perché è venuto a mancare l'artista, la famosa cantante napoletana Giulietta Sacco. Quindi faccio le mie condoglianze alla famiglia. Pronto? Buonasera, scusate, volevo sapere, posso fare una domanda su mia nipote? Sì. Siccome hanno chiamato sia la polizia che i carabinieri, no? Sì. Mia sorella sta un po' preoccupata. E qualcosa? Volevo sapere qualcosa? Sì, mio nipote è nato l'11/99. Qualcosa ha combinato. Secondo me. Vediamo come andrà a finire. Grazie. Prego, fermatemi quando volete. Sì. Stop. Ok.
Allora, signor, dal mio punto di vista, come sono uscite le carte, vedo lacrime, vedo delusione e lacrime. Ah, Quindi io consiglio che vi do di farlo presentare con un legale. ho capito. Avete capito? Sì. Quindi fatelo presentare con un avvocato. Va bene, grazie mille. Buona serata, signora. Buonasera. Allora, linee libere 345 630 81 72. Per chi desidera parlare col maestro Cleo qui presente. Un saluto va sempre a tutti quelli che mi seguono su YouTube, al mio canale Il Maestro Cleo. A proposito, su TikTok ho pubblicato anche l'oroscopo della settimana, andatelo a vedere. È pronto? Buonasera, sono la mamma di una davanti Annalina. È Prego. nata il 7 giugno di 2002. Sì? È il fidanzato, ex fidanzato, è nato il... sempre a giugno. E a Maria nel 98. Voleva sapere se faceva un'altra volta pace oppure no. Da quando si sono litigati? Da 6-7 mesi. Vediamo, fermami quando vuoi. Stop, ferma. Ok? No, non vedo la pace, signore. E si verrà un altro uomo. Vedo voi. Ah, Vedo voi. va bene. Non preoccupate. Ma lui l'amava, vero, prima? Signora, il discorso amare è una parola grossa. Se voleva bene, l'amava, non la sa. Vuol Ha dire, ragione. vuol dire che voleva perdere pochi tempo. Va bene, grazie mille. Arrivederci, signora. Buona serata. Buona serata a voi. Allora, 345 630 81 72 per parlare con il maestro Cleo. 345 630 81 72. Mia compagnia fino alle ore 16:45 minuti prima, più o meno. Vediamo. Vi ricordo che ricevo anche da vicino presso i miei studi che si trovano in provincia di Caserta. Mi reco anche a domicilio in tutta Italia. Tre 4-5 630 81 72 per parlare col maestro qui presente. In privato, chi desidera avere un consulto con me nel privato lo può fare comodamente, fissando un appuntamento in privato. Pronto? Buonasera. Buonasera. Piacere, Rossella. Piacere tutto mio. Rossella, da dove chiami? Chiamo da Palermo. provincia di Prego. Volevo fare una domanda. Ti volevo chiedere di un ragazzo se ci sarà una storia, qualcosa di serio con lui. Cioè, tu questo ragazzo è un amico per te, giusto? Una piccola frequentazione, diciamo. Ah, Lui ecco. per ora dice che non vuole niente di serio, però io vorrei capire. Vediamo, mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Allora, io sono dello Scorpione e ho 25 anni. Lui? Lui invece è della Bilancia e ha 29 anni, si chiama Tania. Io Fe- Rossella. fermami quando vuoi. Va bene così? Ok, andiamo a verificare. Sì.
sta bene con te, nel senso che ti trova una bella persona, diciamo. Quindi con te ha un'ottima comunicazione, Sì. e quindi praticamente per il momento a lui gli sta bene così. Però nella sua mente un pensierino l'ha fatto. Ok. E secondo te questa cosa andrà avanti o finirà? No, andrà avanti. Ok, quindi ci sarà un qualcosina di Andrà serio. avanti proprio perché non c'è cattiveria, non c'è malizia, non c'è falsità. Ok, va bene. Va bene? Va bene, grazie. Ciao, gentilissimo. stammi bene, ciao. Arrivederci. Linee libere, vediamo chi desidera parlare col maestro Cleo qui presente. Vi ricordo sempre che chi vuole parlare con me in questa live lo può fare solo ed esclusivamente telefonando al numero di telefono 345 630 8172. Voi di YouTube il numero è nello scroll sotto al video, mentre per voi TikTok lo dovete scrivere. Pronto? È cascata. Riprovaci, sarai più fortunato. Allora, un attimo solo. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Prego. Posso fare una domanda? Vorrei sapere tra Sì. me e William se lui ritornerà. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Io sono dell'Acquario e ho 34 anni. Lui è del Capricorno ed ha 47 anni. Perfetto, andiamo a verificare. Da quando è andato via? È da 2 mesi che non ci sentiamo per colpa della madre. Vediamo. Fermami quando vuoi. Stop. Ok. Lui ci tiene a te. Già è una cosa buona. Mi esce che sta attraversando un periodo di ansietà dovuto proprio alla parentela, alla famiglia, e mi esce presto notizia per te. Ciò vuol dire che si farà prestissimo sentire, Ok. quindi ti chiamerà a breve. Sì, io sto evitando sinceramente di scriverli perché so che è un po' perché la mamma ha messo zizzania, diciamo, tra virgolette. Mettiti da parte, se sono rose fioriranno. Ok. Comportati da femmina, non da donna, Ok. perché donna è una cosa e femmina è un'altra. Ok. Ok? Ok. Ti ringrazio. Buona serata, ciao. Anche a te, ciao. Allora, vediamo chi desidera parlare col maestro Cleo qui presente. Ancora qualche telefonata prima di salutarci, va bene? Prendiamo ancora qualche telefonatina, forza e coraggio. 345 630 81 72, prendiamo ultima telefonata, vediamo chi la fa, vediamo chi è interessato. Vi ricordo che mi occupo anche di legamenti e ritorni d'amore per coloro che hanno bisogno di salvare un'unione matrimoniale o sentimentale che sia. Ultima chiamata, pronto? Pronto, buongiorno. Salve, mi dica. Senta, vorrei sapere sul mio figlio.
Sì, cosa vuole Cioè, sapere? mio figlio Nisida uscirà presto, avrà qualche condanna. Cioè, faccia capire, suo figlio è in Allora, carcere? mio figlio deve fare la causa a luglio. Sì. Vorrei sapere se esce libero oppure Ma è libero o sta già in carcere? non sta in carcere, sta in Nisida. Ah, quindi lei vuol sapere se da questa causa uscirà libero, cioè uscirà. Quanti anni c'ha, che segno è? Mio figlio ha 16 anni, Ah, giovanissimo. 16 anni? Acquario. Acquario. È 0702-2006. Mi ferma quando vuole, signora. Ok, grazie. Basta. A 16 anni, mamma mia, già in queste situazioni. Mannaggia. Poi deve fare la causa a 30 luglio, vorrei sapere se uscirà oppure... Vediamo cosa dicono le carte, signore. Io Sì, grazie. prego. Volontà e successo. Signora, uscirà. Me lo auguro con tutto il cuore, perché l'ultima carta mi esce, guardate qua, il successo nella legge, vuol dire che uscirà. Poi, se le carte mi ne buci, i bricabuci pure a voi. Però queste due carte, vedete, la carta della legge e la carta del successo, vuol dire sicurezza. Uscirà. Auguri. Va bene, grazie mille. Buonasera. Grazie, buona giornata. Grazie a voi. Ed era l'ultima telefonata, stop alle telefonate. Mettiamo le carte nell'apposita custodia ed andiamo a salutare tutti coloro che mi seguono da YouTube. Un abbraccio, a sentirci domani alla stessa ora. E poi andiamo